Buonasera a tutti, visti TV, i tenore de oggi, die 6 de su mese de triula, da doni stai 26, come del prato, su mese, come superato, quindi su mese de triula, pur che lo usiamo la raspanna, bella bello, e andando da innanzi, bene, Columbus sa videata normale, insomma, non si vede bene questo film. Ecco qua, vediamo come si presenta Sadie, si presenta De Gaulle, si presenta Tacchiaere, che ha già detto che avere tutto adesso tutto, insomma, si vede in chi le tecchi i biancureda in palasa, ma per esempio non sono nuvole, sono ceste sugli occhi sul colore del succhero, insomma. Ecco qua, una tela vediamo su un pacchetto di preveditoria, solo il preno, tutto da dire, quindi poi vediamo come si presentano la temperatura, la Crasa che Napoli, solo il preno, tutto da dire, vediamo come si presenta la temperatura. Io vi a 39 gradi la temperatura massima e 26 gradi la minima. Crasa 41 gradi la massima e 26 la minima, quindi Crasa è salire chi ha che te più calore in assoluto che poi torna da 38 gradi, 38, 38, 36, 33, 32, 29, 29 e poi sabato quindi abbiamo un abbassamento, un pacco della temperatura rispetto a oggi è 10 gradi, cioè già fatto chiedi ti va 10 gradi di differenza rispetto a oggi. Bene, cominciamo con un toccamento buono, insomma, toccamento di laurea, laurea del Gabale, in sana solvistichese, laureata con laurea Kentu su Pai Kentu e summa con laurea Ester Cartella in Sacra Teologia, e sa pontificia facoltà teologia, facoltà di teologia della Sardegna. Ester è figlia di Franca Sanna e di Valerio Cartella. Cioè, il mezzo del buon profeta, il mezzo l'avanzamento, da Ester ed è nesso sempre mannino reddizzoso, la sanana sul bago e a sos parentes tutto, Ma bella, brava Cristina, bella laurea, eccetera, complimenti, insomma. Appuntamento, ecco, vamos appuntamento, oggi il Luvula in piazza del Solballo, a Salvatore, scusa, Salvatore, a Sa 9, oggi io vi Aseichi, abbiamo appuntamento per la presentazione del suo libro di Andrea Lucci, L'illusione della tradizione, folklore sardo tra mito, cambiamenti e nuove responsabilità culturali, prefazione di Fiorenzo Caterini, ha scritto il libro del Gabbale, una serata a quattro voci, lo stesso libro letto, raccontato, ricordato e discusso. Un libro che nasce da una ferita e diventa metodo con Andrea Lucci, Fiorenzo Caterini, Teresa Loi e Antonio Marras. Bene, 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 poi altro appuntamento, questo deve essere che 8 del Triula, da questo 26, il romanzesu, santuari nuragici della Sardegna centro orientale. Poi abbiamo l'appuntamento in Siniscola, poi sarà presentata il suo libro Il canto di una vita, autobiografia di Daniele Cossello, tenore cerimonia loco di Bitti, a cura di Sebastiano Pilosu. Venerdì 17 luglio ore 19, Siniscola, presso sala consiliare Unione Comune del Montalbo, via Isalle, che senta numero 5. Saluti del Presidente dell'Unione Comune del Montalbo, poi Daniele Cossello, Cristiano Piloso e Mauro Piredda, con la partecipazione del tenore Antica Strassa di Siniscola. Poi abbiamo appuntamenti in sala, su dei cassette, te pane, te club, organizzata dal Comitato Nostra Signora del Suo Miracolo, leve 96, 86, 76, tema havaiano.
quindi volete esponere in tenuta vaiana, potestita da pazza. Per Planet Club ore 22, ammirare veramente questo organizzatore, l'ingresso 10 euro più una consumazione più un gadget, aiuto, dai, pur di voi. Look tropicale gradito ma non obbligatorio, quindi punitese su look tropicale, gonnellina da de pazza, eccetera eccetera, aggradiscita, la de prusu e aggradiscita. Insomma, no, no, resta anche se potessi. Bene, 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 bene. Andiamo da innantisi e diamo su, entriamo sul giornale, sa lavagna della terra nostra, il giornale della lavagna, la nuova esunione. Il tribunale Sabba in cella perché evaso 2 volte, Sabba è elusinico de Ozzana, con contratti e incontri durante i domiciliari del sindaco di Ottana. Il tribunale di Nuoro spiega perché il sindaco di Ottana Franco Sabba dai domiciliari è stato portato in carcere. L'origine non è nella PEC con cui ha nominato la giunta, ma la duplice evasione dai domiciliari. Allora, dramma a Maracalagones, madre e figlio trovati morti. La regione assume 2000 medici e infermieri, un quarto di essi arriverà dall'estero. Parte la corsa a 4 per eleggere il nuovo rettore, queste sono universitate del Sassari. Assalto ai portavalori in Toscana, la difesa chiede la soluzione, accuse basate su indizi. Namoro denantes Unione Sarda, la legge elettorale, clima di tensione, intende legge elettorale italiana. Naturalmente politica, l'opposizione narrata fermatevi, ok, all'unanimità per il diritto di voto degli studenti fuori sede. Maggioranza divisa su un emendamento dei Vannacciani, sì di Fratelli d'Italia, Lega e Fratelli d'Italia per il no. Vannacci, Volbastrebi, un pellegrino di bassa macelleria, ha presentato approfittando un emendamento. Doppio dramma, muoiono figli e l'anziana madre. Caldo feroce, questo è sempre in Maracalagonis. Caldo feroce, ma il peggio sarà domani. I meteorologi aggiornano le previsioni fino a 47 gradi nell'isola. Oh ya ya, oh ya ya. Poi abbiamo scarchino su Cagliari, Serie A, il Cagliari è al lavoro nel ritiro di Assemini. Per Deiola 11° ritiro e sarà il primo da capitano. Bando 500 medici, 1000 infermieri. Olbia, incidente in bicicletta, un 19enne è grave. Entriamo in provincia di Nuoro, vediamo che va succedendo. Merella alla guida degli ingegneri. Il nuovo Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Nuoro si è insediato il 13 luglio puntando su digitalizzazione, comunicazione, formazione e sport. Alla guida è Antonello Merella che ha ringraziato il presidente uscente Giuseppe Iba per il lavoro svolto, ribadendo la volontà di proseguire sul modello di ordine aperto, partecipato e vicino agli iscritti. Accanto a Merella ci sono Antonello Cocollone, vicepresidente, Gina Paola Soldu, segretaria, Massimiliano Mereu, tesoriere. Tra le priorità del nuovo mandato c'è il rafforzamento della presenza digitale con l'uso delle pagine ufficiali Facebook ed Instagram per garantire informazioni più immediate, interattive e accessibili da smartphone. Va bene, va bene, va bene. ASL a caccia di medici. Ecco il concorso per 12 assunzioni. La ASL 3 di Nuoro annuncia un concorso per l'assunzione di 12 medici. Obiettivo: la copertura a tempo indeterminato di vari posti di diverse discipline fondamentali per il rafforzamento dei servizi sanitari del territorio. In particolare, il concorso delle ASL, guidato dal direttore generale Francesco Trotta, punta a coprire posizioni chiave
per l'assistenza ospedaliera e ambulatoriale. Così ripartite 3 posti disponibili in ortopedia e traumatologia, altrettanti in malattie dell'apparato respiratorio, stessa quota per pediatria, idem per medicina trasfusionale. La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente tramite procedura telematica nella piattaforma di iscrizione Ares Sardegna, iscrizione e concorsi. Per fare domanda c'è tempo fino alle 23:59, cioè a mezzanotte del 14 agosto. Bene. Una buona cosa, speriamo scriverne anni il protocollo. Saba ha violato i domiciliari 8 volte. Il tribunale spiega i motivi dell'arresto del sindaco finito in carcere. Dalle telefonate con politici e parroco agli incontri a casa della madre. Non solo telefonate clandestine, per 8 volte Franco Saba, sindaco di Ottana, sospeso dopo la rielezione perché è indagato per tentata concussione, durante gli arresti domiciliari che imponevano di non avere contatti all'esterno se non con stretti familiari conviventi, avrebbe incontrato il segretario comunale Marilena Pirisi e altri esponenti nell'abitazione della madre, situata sotto a quella in cui era ai domiciliari. Così tenne i contatti con l'esterno nonostante le prescrizioni cautelari e soprattutto avrebbe impartito direttive al comune guidato dal vice sindaco Peppino Mura, da lui stesso nominato prima della seconda sospensione dall'incarico. Sono gli elementi di una condotta che ha portato il tribunale ad aggravare la misura cautelare al sindaco di Ottana, passato lunedì dai domiciliari al carcere. Sarebbero emersi i contatti con il consigliere regionale Franco Mula, che si informò se fosse una telefonata autorizzata con il parroco di Ottana, Don Pietro Borrozzo, che fece da tramite con la Pirisi e non solo, al centro dell'inchiesta, gli incontri a casa della madre, stesso palazzo ma appartamento diverso. Per i giudici un'evasione e il tentativo di mantenere un ruolo attivo nel comune. Vabbè, caro Giabba, però non iscrive il giusto d'arresto, ma Saba è in carcere perché evaso 2 volte dai domiciliari. Il tribunale di Nuoro, sul caso del sindaco di Ottana, contestate anche 8 violazioni delle prescrizioni. Pecorino Romano, pesano i dazi, ma la produzione resta al top. I dati nell'assemblea annuale del consorzio sul mercato 39 milioni di chili. Il presidente Maordi, sistema solido che cresce nonostante tutte le difficoltà. E quindi di questo ne siamo contenti veramente. Batterie e IA, intelligenza artificiale. C'è il via libera del governo. Da Roma l'ok all'iniziativa di Energy Vault in Carposulci. Cani soddisfatto, assessore regionale all'industria. Lunedì l'incontro degli americani di Energy Vault con il ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo D'Urso. Ieri la notizia che il governo ha riconosciuto come strategico e di interesse nazionale il loro progetto che prevede la riconversione produttiva della società Carbon Sulci con la realizzazione di un polo tecnologico da 100 megawatt incentrato sull'intelligenza artificiale e sul cloud computing. Energy Vault è una società nata nel 2017 come start-up dall'idea di alcuni ingegneri svizzeri, poi sbarcata sul mercato americano, nel quale è quotata a New York. I suoi ultimi dovrebbe essere dati di bilancio, sono quelli tipici di queste società: crescita esponenziale per utili, investimenti e cash a disposizione, con una serie di progetti attivi in tutto il mondo e in USA, Texas, California, Michigan, Nevada, Giappone e Australia. Energy Vault è nata come azienda di tecnologia per lo stoccaggio energetico a gravità. Oggi si
definisce come una piattaforma integrata di infrastrutture energetiche che costruisce, possiede e gestisce sistemi energetici flessibili e affidabili, pensati per accelerare i tempi di allaccio alla rete per utility, produttori indipendenti di energia, clienti industriali e il mercato dell'intelligenza artificiale dei data center. Quindi batterie, IA e cloud. Nel 2024 l'azienda è passata da fornitore di tecnologia di accumulo energetico a gestore proprietario di infrastrutture energetiche, cavalcando sia la transizione energetica sia il boom della domanda elettrica legata alla intelligenza artificiale. Andiamo da innanzi, andiamo da Cala Finanza, dossier Cala Finanza, ora gli ambientalisti bussano in procura, lavori dalla primavera 2025. Diventa sempre più un caso giudiziario il progetto Tavola Rabbei a Cala Finanza. Un esposto dopo l'altro, l'associazione del gruppo di intervento giuridico nei giorni scorsi ha nuovamente segnalato alla Procura di Tempio e alla Polizia Giudiziaria le opere e i disboscamenti effettuati nel promontorio. L'ultima segnalazione è un dossier fotografico che punta a dimostrare che l'alterazione dell'area era già iniziata almeno nella primavera 2025. Infatti la Tavola Rabbei SRL acquistò Villa Ioi dalla Gesime SRL il 29 aprile 2025 e qualche settimana dopo la Verde Smeraldo Vivai diffuse un video dal quale sono state tratte immagini che, se confrontate con una foto ricavata dall'ultimo aggiornamento del geoportale della regione del 2022, mostrano una serie di modifiche. Una strada sterrata che da Villa Ioi conduce a Cala Sedalis, uno spiazzo dietro il campo da tennis, alcuni pergolati ricoperti da tende ai fabbricati e al territorio. Chi era proprietario quando sono iniziate queste opere? Chi era Stefano Dell'Iperi dell'Agri? Certo che la Tavola Rabbei al momento dell'acquisto doveva essere consapevole che la villa, classificata A7, era collocata in una zona H2 di pregio ambientale, dove è precluso qualunque nuovo intervento edilizio o di modifica del suolo. Così dice il PUC di Loi di Porto San Paolo. Sarà la magistratura a verificare chi ha effettuato questi interventi e con quale autorizzazione. Non è chiaro però, continua Dell'Iperi, se a suo tempo vi siano stati controlli da parte del comune. Infatti la realizzazione di grandi strutture per eventi a Cala Finanza era già stata oggetto di segnalazioni nel maggio 2023. Nessuno ha verificato se la struttura era stata smontata ripristinando lo stato dei luoghi. Nell'estate 2025, quando la proprietà era già a Tavola Rabbei, iniziò la pubblicazione dell'attività della Fasano al Mare Beach Club e Villa Joy, ristorante, yacht, tennis, SPA, fitness, sono difficilmente compatibili con la destinazione residenziale dell'immobile, ma infatti tutta una bardanatura. Oh, io che devo dare questa legge elettorale, Cappellacci, Fratelli d'Italia, mi dispiace, io sono per le preferenze, ma in aula l'aria era chiara. Le crisi non mancano, non nascono da episodi così, dicono Cappellacci. Meloni, PD, narrata, non si cambia una legge elettorale da soli e a pochi mesi dalle urne. Il voto anticipato, siamo pronti, ma va, nessuno è pronto. Campo largo, restiamo compatti, lasciamoli logorare. Ma infatti sì, che ruga come Meloni di sicuro non si è pronto, nessuno è pronto a fare a votazione. Il mini vertice fuori dall'aula della Camera dopo la foto di gruppo del campo largo. Andiamo da innanzi, il pecorino romano, la filiera cresce, nell'ultima campagna prodotti oltre 39 milioni di chili, il 92% nell'isola, quindi il pecorino romano praticamente este, pecorino sardo. Case green, infrazione, tutti
i 27 paesi dell'Unione Europea, Italia compresa, sono finiti sotto procedura di infrazione per non aver recepito entro il 29 maggio la direttiva sulle case green, la normativa europea che punta a ridurre progressivamente i consumi e le emissioni degli edifici. Cioè è impossibile come acconciare una domo che incluso il parametro. Enti locali, decentramento. La Giunta regionale ha istituito l'osservatorio sul conferimento di nuove funzioni agli enti locali, organismo previsto dalla legge 9 del 2006, che avrà il compito di accompagnare il processo di decentramento attraverso il monitoraggio del trasferimento di funzioni, risorse e personale e la valutazione della loro effettiva efficacia. L'osservatorio rappresenta un presidio stabile a supporto del sistema delle autonomie locali, un altro carrozzone. Impianti e incentivi ai comuni, lavori pubblici, via il programma di incentivi in una prima fase da 14 milioni di euro destinati ai comuni della Sardegna con popolazione superiore a 20.000 abitanti per realizzazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo a servizio del patrimonio pubblico. Andiamo da innanzi, bilancio, la manovra arriva a 1,5 miliardi, però questa manovra non fine più, deve finire in freaglio e Gallo sono in manovra, non lo esercita a parcheggiare. Ieri il primo, via libera in commissione, in aula a fine luglio, ad agosto l'approvazione, ecco già, prima non era a luglio, vedremo già in agosto. Sanità, in giunta sì al piano di assunzione per 500 medici e 1000 infermieri. Cala finanza, gli yacht sono suite. Ecco, in un bellissima truffa, praticamente usare un yacht come distanza, non hai le possibilità di hacker Alberto. Sarà presentato il ricorso contro la revoca dell'autorizzazione unica ZES del campeggio e beach club di lusso di Cala Finanza. La società Tavola Bay, stando agli sviluppi di queste ore, non intende assolutamente piegarsi alla decisione del governo, Dipartimento per il Sud, e si rivolgerà al TAR del Lazio per riavere le autorizzazioni che le sono state revocate. Ma figura. I permessi annullati riguardano la trasformazione dell'ex villa Joy in un ristorante e centro servizi e la collocazione di 7 bungalow amovibili che lo stiano rusticata, di lusso nella tenuta, 3 ettari, della villa ora di proprietà di Tavola Bay, l'immobiliare sardo-brasiliana controllata dal colosso mondiale GHSF, è assistita dagli avvocati Gian Comitta Ragneda e Marcello Carici, niente meno. Omicidio di Saman Abbas, definitive le condanne ai familiari. Itte non pote facere la scredenzia da religiosa ed è tradizione purtroppo. Questa pizzinetta l'hanno piccata, la ucchiera, compensata, babba e mamma. E poi lo zio, il fatto che sapala può la sotterrare. Come potete essere che una pizzinetta perché 80 quanto sono sbagliata, perché 80 gai che la companza sa mamma alla ucchiere. No, sono definitive le condanne dei familiari di Saman Abbas, la 18enne pakistana uccisa la notte tra il 30 aprile e il 1 maggio del 2021 a Novellara, in provincia di Reggio Emilia. I giudici della prima Cassazione penale di Cassazione, accogliendo le richieste della Procura Generale, hanno confermato gli ergastoli per i genitori della ragazza, Sabar Abbas e Nazia Shahen, e per i cugini Just Ikram e Noman Ul Haq e i 22 anni inflitti allo zio Danish Asmain. I 5 sono accusati, a seconda della posizione, di concorso in omicidio volontario e occultamento di cadaveri. I giudici hanno sostanzialmente recepito le richieste del pubblico ministero, secondo il quale il destino della giovane era stato deciso dai familiari. Una vicenda agghiacciante,
ha detto nel suo intervento, con i parenti che hanno organizzato nei minimi dettagli un delitto corale e premeditato. Nessuna sentenza potrà restituire la vita, ma è giusto che i responsabili di questo barbaro delitto siano condannati in via definitiva, ha commentato la Premier Giorgia Meloni, aggiungendo che in Italia non c'è spazio per chi pretende di negare il nome di presunte giustificazioni culturali o religiose, la libertà, la dignità e la vita di una donna. Per la Procura Generale l'omicidio, pur avendo radici culturali proprie, tradisce il ricorso a una violenza estrema e sproporzionata, scelta come unico strumento per emendare una presunta colpa. La volontà di libertà della ragazza, che realizza la natura turpe e ignobile del movente. La ragazza venne strangolata e sepolta poco distante dalla casa. Il suo corpo venne ritrovato un anno e mezzo dopo, secondo quanto scrivono i giudici della Corte di Assise d'Appello di Bologna. Ad ucciderla materialmente furono lo zio e i cugini. Un omicidio premeditato dal clan familiare che non sopportava il desiderio di autonomia della ragazza. Poteschi. Oh, yeah, yeah. Hormuz, l'Iran non molla, Trump prepara l'escalation. Beh, l'Iran non molla, è una gallina Madonna, alta che rete del controllo di un canto del mare internazionale. Lunedì il presidente vede Netanyahu verso il ritiro dell'IDF concordato a Roma. Gli USA minacciano di colpire il petrolio e rispunta l'invasione. Washington e Paldaran non mollano sullo stretto di Hormuz, neanche di fronte alla nuova ondata di attacchi americani. Resterà chiuso fino a quando le aggressioni non si fermeranno, eppure dopo, hanno ribadito con forza. Donald Trump però non solo non intende allentare la morsa su Teheran, ma è sempre più tentato da una vera e propria escalation con l'obiettivo di bloccare la paralisi nello stretto e poi affrontare il nodo del nucleare. Cioè, ha compreso che il suo destino suo è legato alla navigabilità o no del stretto Pushker adesso nucleare. Costi alle stelle, i Dem bloccano i fondi al Pentagono. La guerra è costata 80-100 miliardi di dollari, oltre il triplo di quanto previsto. È chiaro che in America pure le risorse non sono infinite e quindi le sono ponendo su usuale Sacoa. Droni, intesa UE-Ucraina, Kiev può comprare dalla Cina. Cambia volto il governo, si è dimesso anche il ministro della difesa. Ursula von der Leyen e Zelensky siglano l'accordo. Gli USA finanziano i MAGA europei, non basta in America. E Musk interviene sulle elezioni francesi sostenendo Le Pen. Sia stamattina fortuna che commentare sostegni tu a Erdogan, a Michele, no Erdogan, a Urban, milioni di dollari per finanziare i gruppi filo-MAGA in Europa ed esportare la filosofia della destra conservatrice americana nel vecchio continente per combattere l'ideologia woke, le migrazioni e il cosiddetto terrorismo rosso anche sull'alta sponda dell'Atlantico, e cioè in Europa. È il piano che il Dipartimento di Stato sta portando avanti da mesi, prima in segreto e adesso con i bandi pubblicati sul suo sito e con una conferenza ad Washington. L'Italia guida il fronte per la riforma dell'ETS, per riformare la tassa sulle emissioni di gas serra. L'invito a una revisione equa e pragmatica, il monito a non sprecare, un'importante opportunità per adattare il mercato europeo del carbonio alle sfide dell'industria. È un fronte compatto di 10 paesi guidati da Italia e Polonia a chiedere all'Unione Europea una riforma del sistema ETS che non penalizzi l'industria europea, ma anzi coniughi competitività e decarbonizzazione. Noi diremo spaccarne ETS, il trasporto
marittimo specialmente. Quindi che in questo terminamos e damos tanti di lo scommento, lo Palmiro Bulloni, ciao Gustiano, ciao, Nina Carai, buona giornata, ciao, Elena Pilastro, buongiorno, buongiorno a Nina, a lei Elena Pilastro. Bene, che in questo tancamos il tenore delle oie e nos damos appuntamento torna a casa a sama ora. Ponimos la sigla in tancatura, damogli su via, eccola qua. A mentre vedere devono a tutto dai, visti TV, addio su e mentre a casa.